tutte le categorie economiche sul piatto il caro bollette, rischio reale di fermo per le attività, prodotto un documento da inviare agli ambiti nazionali e alla Regione del Veneto. Lunedì al via la scuola per 566.000 studenti veneti nominati, 2.000 docenti di ruolo e 13.000 supplenti, quasi la metà per il sostegno. Intanto i presidi padovani dicono no all'ipotesi della settimana corta. In Mozambico i funerali nella Marca, la messa in suffragio il giorno dell'addio alla missionaria trucidata dall'ISIS, il vescovo di Treviso, violenza sconvolgente. Violento nubifragio in mattinata a Bibbione, allagate alcune strade, anche il comando della polizia locale, vigili del fuoco e protezione civile in campo. Tragedia a Lonigo nel Vicentino, 70enne perde il controllo dell'auto, si schianta contro il muro di recinzione di una casa di riposo, nulla da fare per l'uomo. I legali della CGIL presentano istanza di opposizione alla richiesta di archiviazione delle indagini avanzata dalla PM sulle malattie derivanti dalla lavorazione dei FAS, consulenze incomplete e lacunose, attacca il sindacato. La morte della regina Elisabetta, il cordoglio delle istituzioni e anche della gente comune, se ne va un pezzo della nostra storia. Ben ritrovati caro Energia in apertura di questa edizione del Telegiornale del Veneto, con la convocazione da parte di Unioncamere Veneto di tutte le categorie economiche proprio in mattinata, tutti collegati per stilare insieme un documento da presentare in Regione e agli ambiti nazionali, e poi ci sono le casse dei comuni che iniziano ad andare in difficoltà. Devo dire che veramente un livello di preoccupazione tale non l'avevo mai registrato nella mia carriera professionale. Lo tsunami si chiama Covid delle imprese, tutti d'accordo questa mattina nel definire così questa fase delicatissima per il mondo produttivo nel corso della riunione convocata da Unioncamere del Veneto. Tutte le categorie economiche collegate, nessuna esclusa, grandissima preoccupazione è emersa nel mondo del commercio e dell'industria. Vi sono ad oggi imprese che si possono definire tecnicamente fallite rispetto alle bollette che hanno ricevuto. Paradossalmente, se moltiplicano l'importo di queste bollette di luglio e agosto per i 12 mesi, alcune superano addirittura il loro fatturato. I problemi, tra l'altro, evidenziavano alcune categorie, si vedranno fra 60 giorni. L'esito dell'incontro sarà un documento da condividere subito con la Regione e poi con i rispettivi ambiti nazionali. Incontro che avviene nel giorno in cui i ministri dell'energia d'Europa cercano l'accordo sul prezzo del gas. Il rischio che noi evidenziamo è che tutte queste criticità relative alla corrente elettrica e quindi all'interruzione di intere filiere produttive portino ad una diminuzione della produzione e quindi ad una vera e propria stagflazione, inflazione elevata e scarsa produzione. Per le imprese è sfumata anche la partita delle comunità energetiche. Per ora dovevano essere finanziate dal PNRR, ma non ci sono i decreti attuativi. A causa del caro bollette, intanto in Veneto sono a rischio 76.500 piccole e medie imprese con 375.000 addetti, pari al 22,4% degli occupati totali. La stima è stata diffusa dalla Confartigianato regionale. Sul fronte pubblico inizia a vacillare anche la solidità dei bilanci comunali. A Treviso, dove il comune ha fatto la formichina per mesi, servono 5 milioni di euro da qui al 2025 per coprire le spese correnti. Adesso ripartono le scuole, anche lì purtroppo è un punto di domanda, chi consumerà di più, chi consumerà di meno. Il gas è un'altra botta, siamo accertati a 2 milioni oggi. Però i conguagli dei prossimi mesi noi non li sappiamo, anch'io mi trovo in una situazione veramente difficile. Per un'impresa è difficile, per un comune forse lo è ancora di più, perché vuol dire fare delle scelte, sono delle scelte dolorose. Se io devo recuperare delle risorse per metterle da un'altra parte, vuol dire distruggere un castello di progetti che si è costruito. Siamo alla scuola, sono 566.786 le studentesse e gli studenti che torneranno tra i banchi in Veneto a partire da lunedì prossimo 12 settembre per l'anno scolastico 2022-2023 per un totale di 27.605 classi. L'ufficio scolastico regionale in preparazione del nuovo anno ha effettuato in queste settimane 2.007 nomine in ruolo di docenti e ha assegnato 13.301 supplenze, delle quali il 44% sono sul sostegno. Riguardo al personale ATA sono state effettuate 897 assunzioni e assegnati 646 contratti a tempo determinato. Confronto serrato al tavolo convocato in provincia con i dirigenti scolastici. Continuiamo a parlare di scuola, andiamo a Padova. Il tema è quello della settimana corta.
Tavolo l'8 settembre, apertura della scuola il 12. È un fronte quasi compatto quello dei dirigenti scolastici che ascolta i dati presentati dalla provincia di Padova sui consumi elettrici di riscaldamento dei 64 istituti superiori dislocati nel territorio e risponde no alla settimana corta. Il primo a spiegare le ragioni di questo no è il direttore dell'ufficio scolastico provinciale. In assenza di una dichiarazione di stato di emergenza del governo, alle scuole mancherebbe la fonte normativa per agire. La strada da seguire è quindi quella ordinaria che passa dai consigli di istituto. Il coinvolgimento dei consigli di istituto è necessario, soprattutto anche per valutare l'impatto che certe decisioni possono avere sull'organizzazione anche della vita delle famiglie, che erano noti alcune articolazioni orarie, e quindi è difficile modificare in corsa senza avere una normativa di riferimento che obblighi a rivedere certi orari. 400.000 euro di risparmio, un positivo effetto anche per i trasporti scolastici, spiega ai dirigenti la provincia di Padova. Sappiamo che alcune scuole già lo fanno, che probabilmente c'è una differenziazione di cui tener conto tra i licei e gli istituti tecnici, tra chi fa già il pomeriggio e chi non lo fa, che bisogna disporre di trasporti appena gli studenti e le studentesse escono, ma è altrettanto vero che tante volte magari si aspetta l'autobus per un lungo periodo e quello potrebbe essere coperto da un'ulteriore ora di scuola. Insomma, si tratta di ragionare tra portatori di interesse del mondo della scuola. Un discorso più che rinviato, insomma, che trova però anche una parte della scuola favorevole. Al Calvi, storica ragioneria della città, dall'anno scolastico 2023-2024 tutte le classi passeranno alla settimana corta. Certo. Allora, una volta che una scuola decide o passa ai 5 giorni, anche la didattica deve essere sicuramente rimodulata, anche l'organizzazione oraria, ma anche l'organizzazione delle materie, sia prevedere una parte laboratoriale che è affiancata a quella prettamente teorica. Noi lo stiamo facendo come biennio, partiremo dal prossimo anno per delibera del Consiglio di Istituto come triennio e quindi ci stiamo organizzando, creando un nuovo curriculum. Tutti concordi nella necessità di un risparmio energetico. Molti nei giorni scorsi hanno chiesto iniziative strutturali. In Mozambico, dove in mattinata si sono svolti i funerali di Suor Maria De Coppi, uccisa 3 notti fa durante l'assalto alla missione di Chiepene. Una messa di suffragio è celebrata proprio in questo momento nella chiesa di Ramera, la parrocchia da cui la suora proveniva e con cui ha mantenuto un legame molto vivo negli anni, sebbene siano stati quasi 60 gli anni trascorsi nel paese africano. Una celebrazione di oltre 3 ore, il feretro sorretto da almeno 20 tra fedeli e religiosi, diverse le persone che hanno preso parola per ricordare Maria, fiori viola, rossi e bianchi appoggiati alla bara e poi un cuore di fiori rosa. Dopo la cerimonia, Suor Maria è stata sepolta nel cimitero combognano di Carapira, a est di Nampula. L'attacco a Chipene, in cui è stata bruciata la chiesa, gli edifici e le auto della missione, è stato rivendicato su alcuni canali Telegram dagli jihadisti dello Stato islamico a nome della provincia dello Stato islamico nell'Africa centrale. Le hanno rubato la vita, ma lei l'ha vissuta come un dono. Si tratta certamente di un martirio. Sono le parole del vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tommasi. Sconvolge quando si parla tanto di amore cristiano, di discepolanza di Cristo, poi vedere che nei fatti questo avviene e che avviene ancora il martirio, che è la testimonianza di un amore grande che non lascia da sole le persone e che poi accetta di donare la vita, e l'accetta davvero come dono, non come furto. È un furto, un'uccisione come questa, è davvero una cosa grave e dolorosa, ma è da parte della sorella è un dono. È il dono pieno, è la testimonianza della vita, è il massimo che possiamo fare nell'amore. Ecco, di solito le missioni sono quasi dimenticate, presi noi con tutte le cose di ogni giorno. Poi accadono eventi come questo e dimostrano che esiste un atto d'amore che significa aiutare veramente gli altri nei posti più poveri.
Sì, noi abbiamo questa grazia di avere uomini e donne, preti, laici, consacrate che sono in chiese in Africa, in America meridionale, anche come diocesi di Treviso, e abbiamo questo contatto diretto con altre chiese, con altre popolazioni, per capire che il mondo è più grande del nostro piccolo e che ci sono tante persone che soffrono e tantissime che amano, che hanno una forza di vita gigantesca che ci possono anche insegnare. Noi, le nostre missionarie, i nostri missionari, io penso in questi giorni anche a Suor Gina Simeonato, nel 2000 in Burundi ha dato la vita e viene da Santa Cristina di Quinto. È una forza che la fede delle nostre popolazioni, delle nostre chiese deve continuare a generare. Il martirio, o comunque l'offerta della propria vita, il primo gradino di un cammino di beatificazione? Il martirio è già la santità, poi quello che succede nella proclamazione della Chiesa può essere certamente, e può essere un esempio, può essere uno stimolo, ma chi dona la vita per amore è già in eterno nell'amore, e questa è santità. La pagina del maltempo con il nubifragio a Bibbione, vediamo le immagini. Un'intensa perturbazione si è abbattuta in mattinata sulla nota località balneare veneta di Bibbione. Forti piogge e vento della durata di mezz'ora hanno totalmente allagato le strade, in quanto alcuni tombini non sono riusciti a reggere il forte acquazzone, mettendo così in crisi l'impianto fognario della città, allagati alcuni scantinati e anche il comando della polizia locale. Il sistema fognario evidentemente non è stato in grado di ricevere tutta la quantità d'acqua che è venuta giù, e alcune strade si sono allagate, qualche scantinato si è allagato. Per fortuna le richieste di intervento che sono pervenute attraverso la polizia locale sono limitate, parliamo di meno di 10 interventi. Gli scantinati allagati che abbiamo verificato hanno una quantità d'acqua assolutamente risolvibile da parte dei diretti interessati, tant'è che le pompe che abbiamo noi non sono in grado di pescare così poca acqua. La stessa delegazione comunale ha risentito di un leggerissimo allagamento nella parte degli scantinati, parliamo anche in questo caso di 4-5 centimetri di acqua. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Portogruaro, i volontari della protezione civile, oltre che la polizia locale in coordinamento degli interventi. Via Baseleghe è andata completamente sott'acqua. Le situazioni più critiche sono state riscontrate in via delle Costellazioni, Lido del Sole e via Maia. Anche Lignano Sabbiadoro ha risentito del violento nubifragio che ha mandato completamente in tilt la viabilità. Siamo alla cronaca, tragedia della strada a Lonigo, un 70enne è uscito fuori strada autonomamente ed è morto sul colpo. Lonigo, tragedia della strada. Sono le 9:15 del mattino quando un'auto si schianta contro il muro di recinzione di una casa di cura in via Mura San Daniele. Viene lanciato l'allarme, sul posto accorrono i vigili del fuoco che intervengono sull'utilitaria. Il muso è distrutto dall'urto, all'interno un uomo di 70 anni. Non si muove più, per lui è troppo tardi. Il medico del SUEM ne accerta la morte. La polizia locale esegue i rilievi dell'incidente per ricostruirne la dinamica. Ora bisognerà accertare se la vittima sia deceduta a causa dello scontro e se alla base della perdita di controllo dell'auto ci sia stato un malore. Processo Miteni per inquinamento da FAS. La CGIL Vicentina deposita in tribunale un documento per agevolare il riconoscimento della malattia professionale per i lavoratori più esposti. Processo FAS in Corte d'Assise. La CGIL Vicentina dice no alla richiesta di archiviazione depositata a fine luglio per prescrizione dei termini dal pubblico ministero titolare delle indagini circa i danni biologici derivati dall'esposizione ai FAS riportati dai lavoratori della Miteni. Per questo il sindacato ha depositato in tribunale formale opposizione alla richiesta. Riteniamo che questa decisione potrebbe bloccare un processo di giustizia nei confronti di questi lavoratori e anche un momento, un processo per far chiarezza ulteriore sulla correlazione di queste sostanze
con la salute delle persone, nell'interesse non solo dei lavoratori esposti, ma anche della popolazione più in generale. Le indagini erano iniziate nel 2020 proprio a seguito di un esposto depositato in procura dalla stessa CGIL, che ha fin qui inoltrato all'INAIL 43 domande di riconoscimento di malattia professionale per conto di altrettanti lavoratori. Riteniamo che come si procede per un reato doloso, ovvero volontario in corte d'assise, si debba fare anche per quanto riguarda le malattie dei lavoratori. Poi evidentemente temiamo che, visto che molti di questi lavoratori hanno presentato all'Istituto Assicurativo, all'INAIL, le domande di riconoscimento di malattia professionale e di risarcimento, se si vedessero archiviato il procedimento penale, questo potrebbe rendere più difficile in sede assicurativa di ottenere il giusto riconoscimento. Pochi secondi di pubblicità, ci vediamo tra poco. Ben ritrovati, riprendiamo dalla politica con la manifestazione del Partito Democratico davanti all'ospedale di Castelfranco Veneto nella Marca contro l'impoverimento della sanità regionale. Vediamo. Il servizio sanitario deve essere un servizio sanitario pubblico, poi c'è naturalmente una struttura privata che agisce, ma la struttura privata non può sostituire la sanità pubblica, può essere complementare a una sanità pubblica, perché solo la sanità pubblica può garantire l'universalità delle prestazioni a tutti i cittadini. Fermare la chiusura delle strutture pubbliche, l'impoverimento della sanità regionale, ma soprattutto il suo orientamento verso la privatizzazione. Questo è l'impegno che il Partito Democratico e i suoi candidati veneti portano avanti con forza verso le elezioni politiche del 25 settembre. L'obiettivo a livello regionale sarà quello di riprogettare il sistema sociosanitario attraverso un investimento economico necessario per far fronte alle sfide del presente, intercettando in maniera efficace le risorse del PNRR. È necessario investire sulla sanità pubblica, più di quanto si è fatto fino adesso. Oggi bisogna risolvere innanzitutto 3 problemi. Bisogna che ci siano più operatori sanitari, medici ed infermieri negli ospedali. Bisogna che ci sia una maggiore integrazione con il territorio in nome di quella medicina di carattere sociale e territoriale. Bisogna che vengano ridotte le liste d'attesa, perché i cittadini non possono aspettare mesi o anni per avere una visita specialistica o un intervento. E sono questi i principali temi di discussione del Partito Democratico al centro del tour Al cuore del Veneto, un viaggio in alcuni luoghi simbolo della regione per la valorizzazione della salute pubblica, un tour che parte dal cuore, questa volta geografico sanitario della regione, Castelfranco, ospedale di riferimento del SUS Marca Trevigiana. Quello che ci preoccupa sono appunto i dati che stanno emergendo. Noi abbiamo registrato, grazie ai nostri consiglieri regionali, un aumento del 363% in questi ultimi 10 anni nell'ULSS 2 di strutture private, ambulatori, poliambulatori, laboratori di analisi. Il personale della sanità privata è quadruplicato. Poi abbiamo 77 zone in provincia di Treviso carenti di medici di base e infine abbiamo una situazione di una fuga di dipendenti dall'ULSS 2, personale infermieristico, medico, negli ultimi 3 anni di 526 unità, cioè siamo al primato regionale in Veneto. Sono dati che ci preoccupano. E se da una parte i dati sanitari preoccupano il Partito Democratico, dall'altra sono punto di partenza per una nuova prospettiva. Noi abbiamo bisogno di allontanarci da quello che è il modello sempre più simile a quello lombardo che sta venendo messo in atto, che è privatizzante, aziendalizzante, che tende a esternalizzare. Abbiamo bisogno di tornare a investire sulla medicina integrata di gruppo territoriale e sulle eccellenze del territorio. Intanto sono stati presentati i candidati del terzo polo Italia Viva ieri a Treviso. Noi dicono siamo l'unica proposta seria. Noi siamo la vera novità politica di questa campagna elettorale. La politica oggi ha bisogno di competenza, ha bisogno di credibilità, di riconquistare la credibilità, e per fare questo c'è bisogno di un nuovo polo, che è il terzo polo, che dovrà dare risposte concrete a problemi precisi. Il Veneto alla fine è industrioso e anche abituato a risolverseli i problemi, però non è giusto che lo facciano da soli i cittadini e le imprese. Programmare quindi un'agenda che si occupi concretamente delle persone e dei loro bisogni, a partire dal taglio delle tasse
tasse e dall'energia. Serve formazione, competenze e lavoro. Per questo crediamo anche molto in una riforma fiscale che punti alla crescita e non alla decrescita del nostro territorio. Vogliamo semplificare il fisco, abbassare le tasse, partire dall'IRPEF che pagano tutti coloro che percepiscono un reddito, eliminare l'IRAP che è una tassa veramente poco sopportata giustamente dalle imprese, rivedendo l'IRES e soprattutto pensando anche che ogni euro dell'evasione fiscale che viene recuperata in questi ultimi anni è aumentato il recupero dell'evasione fiscale debba essere automaticamente messo nella riduzione delle tasse dei contribuenti onesti e corretti. Bisogna puntare sulle rinnovabili, bisogna accelerare la transizione ecologica, bisogna diversificare gli approvvigionamenti del gas. Pensiamo che l'energia si può catturare anche dall'onda del mare, si cattura l'idrogeno e quindi l'idrogeno sappiamo che è un'altra fonte rinnovabile, ma sicuramente la vera transizione ecologica, quello che ci permetterà la massima indipendenza energetica, è puntare sul nucleare. Proposte anche per le famiglie con la riforma del Family Act. All'interno c'è l'assegno unico universale, ci sono 20 miliardi a sostegno di ogni figlio fino al 21° anno di età, anche andando incontro a partite IVA, imprenditori e imprenditrici, un rimborso per tutte le spese che sostengono l'educazione dei nostri figli. La morte della regina Elisabetta, cordoglio da parte davvero di tutto il mondo, bandiere listate a lutto nel comune di Vicenza e poi la parola adesso la diamo ai padovani. Le prime parole nella serata di giovedì, non appena si diffonde la notizia della morte della regina Elisabetta II, arrivano dal sindaco di Padova Sergio Giordani, una donna che ha segnato un'epoca ed esprime le condoglianze ai cittadini britannici che vivono a Padova. Anche Montegrotto Terme saluta la sovrana per eccellenza con un'insegna luminosa, Goodbye Elizabeth, ma a ricordarla è soprattutto la gente comune. Mi piace perché c'era da quando io ero nato, per cui alla fine diventa come una cosa di famiglia, insomma, quindi mi è dispiaciuto molto, insomma, credo come a tutti. È un evento storico di sicuro e diciamo che è venuto anche un attimo in modo inaspettato perché è stato molto rapido come decesso, e anche se poi è stato comunque anticipato dalla sua malattia, vari ricoveri che si sono sentiti durante il telegiornale. Sì, di sicuro che è una figura storica. Mi dispiace. Capisci, perché siamo nati con lei, è finita così. No, auguriamo tutto il bene del mondo a tutti i suoi parenti. No, mi dispiace. La morte di un mito è finita, sembrerebbe sia finita un'epoca, non sarà sicuro, però mi è dispiaciuto molto, sì. Mi dispiace molto perché noi eravamo, noi di Sri Lanka, e sotto della Inghilterra dal 2000, prima di 1948, siamo sotto inglesi, però noi stavamo bene con loro. Mi dispiace un mito. Mi dispiace molto, sì, non lo sapevo, io stavo partecipando ad un festival di chitarra classica qui a Padova, è una brutta notizia. Mi dispiace. Sicuramente è stata una figura importante e pace all'anima sua, nient'altro da dire. Mi spiace, anche perché questo stesso anno è mancata mia mamma, quindi quest'anno sicuramente me lo ricorderò. Non perdete domenica 11 alle 16 in piazza Papa Luciani la messa solenne di ringraziamento per la beatificazione di Giovanni Paolo I. La funzione sarà ufficiata dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, assieme al Vescovo di Belluno Feltre, Monsignor Renato Marangoni, e al Vescovo Emerito di Belluno, Monsignor Giuseppe Handrick, e al Vescovo di Vittorio Veneto, Corrado Pizziolo. Come domenica scorsa, Antena 3 ci sarà per descrivervi minuto dopo minuto un'altra giornata di festa e di fede. Si comincerà a partire dalle ore 15. È tutto intanto, grazie per essere stati in nostra compagnia. Tra poco, dopo di noi, TG Venezia. Intanto, le previsioni del tempo. Bentrovati al meteo.
L'intensa perturbazione atlantica che ha attraversato il centro-nord portando forti temporali si allontana dall'Italia. Nel fine settimana il tempo migliora, rimarrà soltanto qualche isolato episodio temporalesco. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 10 settembre ci mostra un ampio soleggiamento. Il cielo sarà sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella seconda metà della giornata sui monti probabilità alta di occasionali piogge sparse che potrebbero localmente interessare anche le pianure limitrofe. Temperature in ulteriore lieve calo, minime tra 10 e 19 gradi, massime invece comprese tra i 23 e i 27 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo in prevalenza poco nuvoloso. Sarà possibile qualche locale rovescio sui rilievi nel corso del pomeriggio. Temperature minime sui 15-19 gradi, massime intorno ai 25-27 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà soleggiato inizialmente, nelle ore pomeridiane però si formeranno nuovamente alcuni temporali. Temperature minime intorno ai 13-14 gradi, massime sui 26 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, come sempre vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.